abbastanza allegro anche dopo la corsa, il cavallo bravo, Grande Bru. Torre Sulas, insomma, la tempesta che non ti aspetti. No, però era andato forte, aveva già battuto lui, il lavoro mi aveva entusiasmato ed è andato bene. Avantiere la stasera ha fatto bene l'aria salda, hai visto? Sì, Ha portato fortuna. ti abbiamo visto anche facendo un altro lavoro. Ieri a quest'ora stava a Mugge. Infatti, Mai perdere le origini. complimenti Torre. Grazie. Raffaele Biondi per il successo di Che Tempesta, irrompe sul Jockey Club, insomma una sorpresa ma non troppo visto che aveva vinto già la corsa di preparazione battendo bene Tempesti, oggi si è confermato di un cavallo che oggi ha dimostrato di essere superiore. No, oggi il cavallo è venuto qua al 100% perché ho anticipato un po' la preparazione di Firenze proprio per portarlo in questa corsa al 100%. Il cavallo ha risposto bene, la verità la forza del suo cavallo ancora non la conosciamo, ma il cavallo c'è un motore eccezionale. L'ha dimostrato oggi, insomma vincere non era semplice, lo sai bene tu che sei un uomo di mestiere, però insomma quando vinci la preparazione le speranze aumentano sempre di più. No, certamente, io infatti confidavo molto nella corsa che ha fatto 20 giorni fa, avrei dato un favorito Lanfranco con Tempesti, però io ero molto fiducioso e niente, per me non è stato un caso, diciamo. No, eravate molto fiduciosi, diciamo. Sì. I programmi ora? Poi intanto godiamoci sta vittoria, poi se ne parla, via. Complimenti a Grazie, tutto il team Biondi. E voglio ringraziare i miei ragazzi di Pisa che mi stanno dando un aiuto e mi danno una mano a Pisa, abbiamo cambiato un po' tutto l'equipe via e loro mi stanno dando molto. Questo è il più grande successo da quando ti sei trasferito a Pisa. Sì, Importante. questa è la corsa più importante, veramente sono un team molto bravo e mi fa piacere ringraziarli personalmente. Complimenti ancora Raffaele. Grazie, ciao. Sì.